Siamo giunti al centrale dall'Arcoveggio, confronto per femmine di 4 anni. In 8 dietro l'autostart, Andrea Spritz, Africa Jet, Anita Spritz, Asdora, Attrazione, Americ Clemar. In seconda linea Atlantide, Alissa Trio. I favori per Asdora in chiusura, quota di 2,38 per l'allieva di P dell'Annunziata. Alternativa principale, Andrea Spritz. Partenza alla velocità di Asdora che cerca di portarsi a condurre, veloce anche Andrea Spritz lungo la corda, cerca di rientrare ma Asdora ha colto partenza perfetta e va quindi scivola al comando in 100 metri, mentre ha avuto un'incertezza. Numero 3 Anita Spritz, squalificato. Africa Jet, Numero Anita Spritz è 2 squalificata, squalificata anche Africa Jet. Squalificato Ambio. E così in vantaggio Asdora nei confronti di Andrea Spritz dopo i primi 400 metri di gara, sono le due più attese. 30,5 per i primi 400 di gara, in terza posizione c'è Americ Clemar, mentre all'esterno risale Attrazione. Completamento dei 600 con leader sempre Asdora che ha potuto graduare con un 16,5 addirittura in curva. Andrea Spritz in seconda posizione raggiunta da Attrazione che si trascina Atlantide lungo la corda. In terza posizione rimane Americ Clemar, gruppo chiuso da Alissa Trio. 1, 2 e 3 il passaggio agli 800 e si affronta la penultima piegata, situazione tattica invariata, in vantaggio Asdora su Andrea Spritz, all'esterno Attrazione. Il chilometro percorso in 1,17,6 con Asdora che continua a guidare nei confronti di Andrea Spritz, si impegna all'esterno Attrazione. Alla corda c'è Americ Clemar, siamo ormai a 400 dal palo con Asdora che ora lancia nuovamente la volata, 14,3 il parziale. Rimane comunque al suo esterno Attrazione, alla corda Andrea Spritz, poi Americ Clemar, al largo anche Atlantide che prova in terza ruota, completamento della curva, ingresso in addirittura ancora un 14,3 di parziale con Asdora in vantaggio, Andrea Spritz lungo la corda, al largo c'è anche Atlantide che finisce forte, finale con Asdora che vince nettamente, il secondo posto è per Andrea Spritz, mentre per il terzo, da rivedere l'arrivo, 28,3 a chiudere, 1,14,7 per Asdora. VP dell'Annunziata in sediolo, training di Massimo Compagno, la quota di 2,82 era passata a favorito Andrea Spritz in chiusura con 2,70, 2,82 invece per Asdora che comanda da un capo all'altro. VP dell'Annunziata chiude molto bene e vince nettamente, una lunghezza e mezzo su Andrea Spritz. Per il terzo c'è probabilmente foto fra Americ Clemar all'interno e Atlantide all'esterno.